Continuano incessantemente i controlli in materia di ambiente in tutta la provincia da parte dei carabinieri di Agrigento. Nelle ultime ore, infatti, i carabinieri di Licata, durante alcune verifiche tese al contrasto dei reati ambientali, hanno sottoposto al sequestro preventivo un'area di circa 330 metri quadrati, come si vede dalle immagini, un magazzino di metri quadrati 40 e circa 20 metri lineari di strada, ove era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e di vario genere, un vero e proprio cimitero all'aperto di ferraglie, ove i militari hanno scovato circa 1 tonnellata di rifiuti ingombranti, costituiti da frigoriferi, lavatrici, forni elettrici, climatizzatori, motori di veicoli, cofani di macchina, sportelli di autoveicoli di varie marche, pneumatici, lamerati di auto, sedili per auto, cerchi in lega, televisori, vasche in resina, forni a microonde, motori per climatizzatori, scaldabagni, pannelli coibendate, strutture in alluminio, porte di legno, infissi in legno con vetro e bombole vuote di gas. Nei confronti dell'utilizzatore dell'area, un bracciante agricolo di 40 anni, al termine degli accertamenti è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria per aver realizzato e gestito una discarica per rifiuti di vario genere, fra cui anche rifiuti molto pericolosi, in Licata in via Luigi Rizzo, in un appezzamento di terreno ubicato a Licata in via Timoleonte. Tutta l'area in questione e i relativi rifiuti sono stati sequestrati dai carabinieri e messi a disposizione dall'autorità giudiziaria.